Se no me le faccio, No, no, no. Pronto? Benvenuti e bentrovati a questa finalina per il quinto e sesto posto del campionato nazionale Under 12 Hockey, che vede affrontarsi il Milano Hockey Quanta Club contro il Hockey Bonporto Scomed. Andiamo a leggere le formazioni partendo dal Bonporto. Il portiere Samuel Demian Carrano col numero 46, Mirko Vallini 48, capitano Alessio Martucci 47, 38 Dinet Samaranayake col numero 42, Jan Accorinti col numero 45, Stefano Bignami, Sofia Andreotti 60, Mattia Chirico 13, portiere numero 64 Sara Bicego, Pietro Andreoli con numero 59, 62 Margherita Lenzi, Carlo Salvioli con numero 63, 65 Zeno Bellotto. Per il Milano Quanta 31 Agata Angelillo, 4 Paolo Haglund Havey, Giorgio Cebreri 56, Cesare Cebreri 96, 12 Leo Giulio Corsale, Gioele Esposito il portiere 72, 64 il capitano Alessandro Faini, 78 Domenico Froio, Nicolo Froio 43, 44 Stefano Gatti, Bianca Ludovico 48, 66 Andrea Mariani, portiere Viola Paglialunga 92 e con numero 39 Lavinia Pigliavento. Siamo partiti! E subito il Milano con numero 78, Froio sulla destra. Gatti che prova subito il tiro dalla distanza. Ottima la risposta del portiere del Bonporto. E ora il Bonporto sulla destra col numero 59, Pietro Andreoli. Sempre il numero 59, Andreoli che spinge in avanti il disco, lo può riprendere il Milano con Gatti che amministra sulla sinistra, vede Froio sulla sinistra che non arriva, riprende il disco a Pietro Andreoli.
e ha la possibilità ora Gatti di portarsi avanti davanti alla portiere, tiro ed è ottima la parata del portiere numero 64 in porta Sara Bicego. Riprende Andrea Mariani il disco, batti e ribatti in balaustra, riparte da dietro Pietro Andreoli e spinge ora Chirico in una percussione centrale, fermato da Mariani ed è la rete del numero 38 Dinet Samaranayake, che porta in vantaggio i giocatori del Bonporto. In porta per il Milano in questo primo tempo Viola Paglialunga. Si riparte. Paolo Avei che va in contrasto, ma riparte subito Chirico con una percussione centrale, dribbla l'avversario e va subito a segnare il secondo gol per il Bonporto. Milano che si fa subito sorprendere con due gol immediati del Bonporto, 2-0. Si riparte. Alessandro Faini spinge sulla sinistra, vede Cebrelli ha spazio per avanzare, viene contrastato da Chirico, può ripartire il Bonporto, spinge sulla destra il numero 38, l'autore del gol. Riparte da dietro il Bonporto col numero 60 Sofia Andreotti, contrastata da Cebrelli, prende ora il disco Chirico. Chirico avanza, dribbla due avversari, vede il compagno sulla sinistra, molto bello il passaggio, riesce a stoppare il disco. Ora Alessandro Faini che riprende il possesso per il Milano. Avanza sulla sinistra Faini, scivola. Ora è Paolo Avei che può avanzare sulla destra, contrastato da Chirico che riprende il disco, in tre su di lui. Chirico alza la testa, prova a servire il compagno, va in pressione Faini. Spinge Chirico, vede sulla sinistra il compagno che può tirare e finisce sull'esterno della rete. Autore del tiro Dinet Samaranayake. Va Faini sulla sinistra, viene bloccato da Chirico. Attenzione alla pattinata del forte giocatore del Bonporto che va in percussione centrale, cercano in tre a fermarlo, ci riescono, può ripartire il Milano. E però questa volta è vicino alla porta, può tirare il numero 63, cerca di ripartire ora il Milano, va in percussione Faini, fermato dall'onnipresente Chirico. Riparte Cebrelli e si allunga Paglialunga e riesce a fermare il disco sulla pressione del giocatore del Bonporto Samaranayake. Partita frizzante quando sono passati i primi 5 minuti del primo tempo, è in vantaggio il Bonporto per 2-0 sul Milano. Subito all'ingaggio, disco che rimane lì, Faini serve
il compagno Froio che si invola sulla destra, suggerisce il passaggio Faini che viene servito, riparte ora in Milano, e che è il numero 42 che può tirare la posizione centrale. Ottimo l'intervento difensivo del portiere Taglialunga, riparte, bello il passaggio di Agata per Andrea Mariani che si invola verso la porta avversaria, viene però contrastato da Chirico. Sì. Faini che insiste, ora però riparte ancora da dietro Chirico, cerca un passaggio filtrante per il numero 45 che è Stefano Bignami, che si avventa sul disco, lo accompagna verso il portiere avversario che può intervenire. Si ripartirà con un ingaggio in zona d'attacco per il Bonporto. E Froio che è in possesso del disco, vede Faini, lo serve. Faini che indietreggia, si mette dietro la gabbia, esce da solo, va in solitaria, dribbling di Faini, prova il tiro dalla distanza, un po' alto, non impensierisce il portiere, riparte ora Scome da dietro, bello il passaggio per Chirico, Chirico che prova l'azione personale, ottimo il passaggio filtrante in centro, nessuno dei compagni riesce a intervenire, veloce la pattinata di Chirico, ancora che mette un disco molto pericoloso in centro ed è ancora il portiere Viola, Paglialunga a intervenire, sempre Chirico pressato da Faini. Va in pressione l'altro giocatore del Milano, Agata, su Chirico. Chirico avanza, prova il tiro dalla distanza di alto, non impersionisce il portiere. Può ora ripartire Mariani sulla sinistra, Chirico interviene, lo ferma Alessandro Faini che prova ad avanzare, deve fare tutto da solo, tira dalla distanza e interviene il portiere. Può ripartire Chirico. Chirico che imposta, prova un passaggio filtrante ed arriva bravissima Viola, e però ancora riesce a ribadire in porta, gol del numero 45. Bella la parata ma non riesce a trattenere il disco. Numero 45 Stefano Bignami che va a realizzare il terzo gol per il Bonporto. Siamo ripartiti, Paolo Avei che va dietro la porta, perde per un attimo il disco, Cebrelli che si la contende col numero 47 Alessio Martucci, prova dalla distanza, un tiro che finisce in rete, bravo e fortunato il numero 59 che prova un tiro dalla distanza, Pietro Andreoli, probabilmente aveva la visuale coperta il portiere del Milano, non è riuscito ad arrivare Viola Paglialunga a intercettare la conclusione di Pietro Andreoli che va a festeggiare insieme ai compagni. Time out chiesto dalla panchina del Milano sul 4-0 per il Bonporto.
Tornano in campo i giocatori. Dopo il minuto di sospensione mancano 6 minuti e 58 alla fine di questo primo tempo, che vede in vantaggio il Bonporto sul Milano per 4-0. Si riparte, ingaggio. È il Bonporto ora portare avanti il disco. Conclusione debole. Cebrelli e Paolo Avei che ora interviene, porta avanti il disco. Può ripartire ora il Bonporto dalle retrovie con il numero 48, il capitano Mirko Vallini, ma ora è Milano che può con Faini rifarsi avanti e non riesce a finalizzare la bell'intercetto. Alessandro Faini si presenta davanti al portiere in solitaria, ma buona la parata di Sara Bicego che blocca il tiro. Cambio delle linee per entrambe le formazioni. Bonporto che sta dominando questa prima fase del primo tempo. Un netto 4-0. Poche le conclusioni per i milanesi. Ora Chirico, forte giocatore del Bonporto che avanza. Vede il compagno sulla destra che fa un bellissimo passaggio in centro. Ottima la manovra del Bonporto, riesce spesso a trovarsi in posizione vantaggiosa davanti al portiere ed è ancora Chirico. Parte Mariani, deve fare tutto da solo ma viene intercettato dal numero 38, il disco è ancora lì, piccola carica sul portiere, deve intervenire l'arbitro. Era posizione Samaranayake, buona posizione, pericolosa. Ora si può alzare Viola Paglialunga, aveva perso la stecca, recupera tutti gli attrezzi del mestiere e può ripartire il gioco. E va i Gatti sulla destra, impattato da Chirico che gli ruba il disco, si ricombatte in balaustra. Fallo segnalato al numero 13, Chirico che si deve accomodare sulla panchina dei cattivi per 2 minuti, viene qua a farmi compagnia. Power play ora per il Milano che avrà 2 minuti di superiorità numerica. Si gioca in 4 giocatori di movimento contro 3. Cebrelli, Mariani, Faini sulla sinistra, circolazione del disco del Milano, in cerca dello spiraglio ed è Faini che trova il pertugio subito e sfrutta il power play. Subito vanno a accorciare le distanze, 4-1, ben sfruttato, trova l'angolino Faini. Mariani contro Chirico, alla meglio il Milano, va Cebrelli che lascia indietro il disco. Bello il passaggio filtrante per Cebrelli che però non aggancia, può ripartire ora il Bonporto con il numero 45,
Molto bene l'intervento difensivo di Alessandro Faini. Aspetta il piazzarsi dei compagni, decide di andare da solo. Passaggio impreciso che viene intercettato da Chirico. Chirico va da solo, doppio dribbling di Chirico e che vede lo spiraglio per alzare il disco. Dimbeck, bellissimo gol di Chirico che fa fuori 3 avversari e alza il disco in back, nessuno riesce a intervenire. 5-1 Bonporto su Milano. Si riparte. Subito Chirico indomito quest'oggi. Porta a spasso un po' tutti gli avversari. Non riescono a rubargli il disco e tira da distante. Fuori di poco. Può ripartire ora Milano. Va Cebrelli sulla sinistra. Doppio dribbling di Cebrelli. Il contrastato da Chirico. Deve metterla in mezzo. Ci prova, ma Chirico ci arriva. Passaggio filtrante. Arriva in tempo il numero 65. Zeno Bellotto. Recupera il disco Faini. Contrastato ancora da Chirico. E Froio che ora deve... lascia Mariani. Vede Faini. Contrastato da Chirico che gli ruba il disco. Riparte Chirico sulla destra. Lo mette in mezzo. Libera Cebrelli. Ha paura dell'intervento di qualche avversario. Spazza. Va in pressione Faini. Vede Chirico. Cebrelli lo ferma. Può ripartire Chirico. Ancora lui sulla destra. Contrastato da Mariani e Viola Paglialunga riesce ad allungarsi e a bloccare il disco. Quando mancano 3 minuti e 13, partita che vede in vantaggio il Bonporto per 5-1. Si riparte con ingaggio in zona d'attacco per il Bonporto. Dialogo tra coach del Milano e l'arbitro. Si può ricominciare. Paolo Ave che sulla destra spinge contropiede del Milano. Interviene Faini che ruba il disco. In buona posizione Faini. Non si intende con il compagno. Era in buona posizione. C'è un momento di stallo con tutti i giocatori che guardano il disco. Nessuno riesce a intervenire. È ancora momento di stasi. Fa ordine Faini, riparte da dietro, vede Cebrelli. Va Cebrelli, pattina veloce. Vediamo se va da solo, però si scontra con un avversario. Disco che rimane lì. Momento disordinato. Va Faini. Fa fatica a spingere l'azione personale. Riparte veloce ora il Bonporto sulla sinistra. Bella l'azione personale del numero 48, il capitano Mirko Vallini. Bonporto ben posizionato in campo, occupa bene gli spazi. Riparte ora il Milano sulla sinistra con Cebrelli. C'è in mezzo un compagno libero. Intervento difensivo ai limiti del numero 48 che viene segnalato scorretto. Deve venire a accomodarsi il capitano Mirko Vallini.
qua sulla panchina dei cattivi per 2 minuti. Power play per il Milano, quando manca 1 minuto e 29 alla fine di questo primo tempo. Riparte Chirico che dribbla, è bravissimo l'avversario. Chirico salta Mariani, salta anche il portiere, nonostante l'inferiorità numerica fa un bellissimo gol. Meritati gli applausi per Mattia Chirico. Si riparte con Paolo Avei e Sara Maranaiache. Vediamo Cebrelli. Può ripartire ancora Chirico, che va da solo, ed è un altro palo di Chirico. Vediamo se ora Milano riesce a recuperare con Andrea Mariani sulla destra. Sempre Mariani che la mette in mezzo per Paolo Avei, che purtroppo viene intercettato dal portiere. Bellissima la parata di pregio del portiere Sara Bicego. Ancora Faini che interviene, Cebrelli prova a spingere sulla destra, ha la possibilità di un 1 contro 0 contro il portiere, ed è bella la rete di Cebrelli che sigla il secondo gol per il Milano. Può rientrare ora il giocatore del Bonporto e ristabilire la parità di giocatori sul terreno di gioco. Manca 1 minuto alla fine di questo primo tempo. 6-2 il punteggio a favore del Bonporto. Si riparte. Scontro e balaustra. Scivola più bello il giocatore del Bonporto. C'è un fallo segnalato al giocatore del Milano. Andrea Mariani si deve accomodare anche lui sulla panchina dei cattivi. Quattro contro 3 ora, vantaggio per il Bonporto numerico. Tiro subito del Bonporto, finisce fuori di poco. Può ora Froio intervenire, prova a darla a un compagno ma non arriva nessuno. Si dispone ora la linea difensiva del Milano. Bonporto che prova da lontano, si sdraia Faini, prova a stoppare il disco con la stecca. Ancora Chirico ora che, contrastato da Faini, viene saltato. Chirico tira da vicino, può ora allontanare Milano. Mancano 9 secondi alla fine di questo primo tempo. Vediamo se Bonporto ha ancora l'occasione per l'ultimo tiro. Pochi 2 secondi, 1 secondo e finisce il tempo di quando le squadre ora si avvicinano alle proprie panchine. Primo tempo che vede in vantaggio il Bonporto per 6-2. Ci vediamo tra 5 minuti per il secondo tempo.
Ecco che rientrano in campo le formazioni. Milano e Bonporto per questo secondo tempo, che vede per ora il vantaggio Scome Bonporto per 6 reti sul Hockey Quanta Milano. Per ora 2. Si parte. Milano che riparte con 3 giocatori in campo, deve scontare il power play a favore del Bonporto e prova subito Chirico da lontano. Buono l'intervento di Viola Paglialunga che blocca il disco. Ancora un minuto di penalità per il Milano. Si riparte. Allontana Paolo Ave. E Chirico da distanza che amministra il disco. Lo smista sulla destra, può intervenire Cebrelli che lo allontana cercando di guadagnare più tempo possibile. Riparte Chirico da lontano, può prendere velocità, attenzione, può salta il primo, salta il secondo, Faini, Avei che ora va a contrastare il giocatore del Bonporto, ha spazio per il tiro e prova a servire il compagno, ancora Chirico, ancora 25 secondi di power play, Chirico si avvantaggia su Cebrelli ed si allunga col gambale, Viola Paglialunga si abbassa e va a stoppare il disco sul tiro centrale di Chirico. Va Faini contro Bignami all'ingaggio, disco che rimane in possesso di Chirico che prova il tiro dalla distanza, alto. Bella l'azione personale del numero 65 Zeno Bellotto. Prova il tiro dalla distanza Cebrelli. Rientra Andrea Mariani, si ricompone la linea del Milano. 2 giocatori su Chirico, può avanzare per le vie centrali, prende velocità, ha spazio per il tiro, parata del portiere del Milano, va Cebrelli sulla sinistra, spinge il contropiede e da solo nessuno lo segue. Disco che rimane lì. Riparte il Bonporto, va Cebrelli sulla destra, tenta di servire Mariani, interviene Chirico. Chiama l'uscita il coach del Bonporto con Chirico dietro la gabbia, vede sulla destra il giocatore 42 Ianna Corniti. Rimane lì il disco, si riparte da dietro con Cebrelli, vede Faini, non aggancia, Faini interviene su Chirico, può Mariani andare avanti e Cebrelli che ha l'occasione per tirare. Bellissima la pinzata al volo del portiere numero 64 Sara Bicego, tiro che sarebbe finito alto ma bello comunque l'intervento del portiere che riceve i complimenti dai propri compagni. Cambio delle linee ora per il Milano. E prova subito il tap-in la giocatrice numero 31 Agata Angelillo, che si è trovata il disco e ha provato a indirizzarlo verso porta. Ancora ingaggio in zona d'attacco per il Milano e Gatti, Angelillo va in pressing, può ripartire il Bonporto, bella l'uscita del numero 59, interviene Mariani va da solo, prova Froio da distanza ma non riesce a impattare adeguatamente il disco. Riparte il numero 48, una veloce avanzata, il capitano Mirko Vallini. Disco che finisce tra le braccia di
Viola Paglialunga. Sono già passati 3 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, risultato che rimane bloccato sul 6-2. Tiro dalla distanza, potente, rimpallato da Cesare Cebrelli. Può ripartire il fratello Giorgio, fa in percussione centrale, bloccato dal capitano del Bonporto che avanza sulla destra. Riesce a prendere possesso Faini del disco, va in azione solitaria, avanza veloce, va Faini, ancora lui, va in azione solitaria, ancora Faini, rimane indietro il disco e può intervenire ora il numero 59 e ripartire Pietro Andreoli. Ancora possesso per il Bonporto che col numero 47 prende un bellissimo palo. Alessio Martucci, ancora Chirico che tira da distanza e prende in pieno un giocatore avversario, Paolo Avei, che purtroppo viene segnalato anche un fallo al numero 96 Cesare Cebrelli e quindi nuovo power play per il Bonporto quando mancano 10 minuti e 52 alla fine della partita, sempre punteggio fermo sul 6-2. Fa correre il disco Milano, Faini lo allontana, raggiunge il disco Andrea Mariani, Chirico che però la meglio, può avanzare Chirico, contrastato da Mariani, ancora Chirico, fa buona guardia, non si lascia sfuggire il disco, vede il compagno libero sulla sinistra. Buona la circolazione di palla di disco del Bonporto, che mette in mezzo un bellissimo assist non sfruttato. Ancora Chirico in zona, porta infallibile, fa sembrare tutto facile. Chirico in back alza la traiettoria e va a segnare il 7-2 per il Bonporto. Mariani contro Chirico, riprende il disco Samaranayake, ancora Chirico dalle retrovie, bello passaggio filtrante per Samaranayake, riparte ora Froio, supera un avversario sulla sinistra, contrastato da Samaranayake, ancora Froio, riesce a intervenire Chirico, va Cebrelli ora dalle retrovie, prova a crearsi spazio, azione solitaria di Cebrelli che però viene contrastato da Chirico, può ripartire veloce, attenzione a Chirico, ancora sulla sinistra, ne salta uno, salta due e prova il tiro e segna un altro gol. Bravissimo Mattia Chirico, oggi incontenibile, fatica il Milano a marcare il giocatore del Bonporto, pattinata molto veloce ma soprattutto precisione nel tiro.
Parte Faini da dietro, prova l'azione personale, decide di fare tutto da solo, tiro di Faini fuori di misura. Riparte ora Chirico, che fa un bell'assist per compagno che non riesce a indirizzare in porta. Bella la parata di Paglialunga, non dovrebbe essere entrato il disco, vediamo, va a controllare l'arbitro. Tiro effettuato da Zeno Bellotto, non ha potuto provare la gioia del gol, di poco. Si riparte dall'ingaggio. Passaggio un po' pericoloso in quella zona. Chirico decide di non infierire, torna indietro. Coach di Bonporto che invita alla circolazione del disco. Chirico ancora da solo davanti al portiere, tentato ancora di servire il compagno di squadra Zeno Bellotto, per pochi centimetri non riesce a intervenire. Chirico pressato dai giocatori del Milano, ma prova il tiro dalla distanza. Intervento falloso del giocatore del Milano, numero 12. Leo Giulio Corsale, che deve andarsi a sedere anche lui sulla panchina dei cattivi per 2 minuti. Power play per il Bonporto, che sta dominando la partita per 8-2. Riparte Bonporto che tira da distante. È uscito il giocatore più rappresentativo, Chirico. Bello l'intervento difensivo del numero 59 che spazia per il tiro. Intervento Paglialunga che riesce a bloccare il insidioso tiro di Pietro Andreoli. Si riparte, c'è con Cebrelli da indietro al numero 48 il capitano Mirko Vallini, che amministra il disco da dietro, avanza centrale, doppia finta, cerca di superare Mariani, può ora intervenire Cebrelli, va in azione personale, Cebrelli una buona occasione, tira e ottima la parata del portierone Saravicego con la Mariani. Riparte il Bonporto. Disco che rimane lì. Buona l'occasione per il Bonporto, che ora è solo davanti al portiere e si fa valere il portiere del Milano allungandosi sul disco. È Gioele Esposito che si allunga e riesce a intervenire. Manca ancora 41 secondi di power play per il Bonporto. Può ripartire Cebrelli. Milano che ha la possibilità ora del contropiede. C'è libero un compagno, tira Cebrelli, però disco che finisce fuori dal campo.
Ingaggio che manca un giocatore del Bonporto in campo, ecco che rientra. Ora si può ripartire. È rientrato Chirico. Bello passaggio sulla sinistra per il compagno. E bella la parata di Gioele. Esposito si allunga, un po' parata plastica. Tiro effettuato da Samaranayake. Ancora Samaranayake all'ingaggio. Chiama dietro Chirico il disco. Molto bella la parata di Gioele che allunga il gambale. Chirico Mariani. Mariani che prova a sorprendere il portiere con un tiro improvviso dalla media distanza. Riparte Chirico da dietro. Accelera, semina gli avversari. Dribbla anche Faini e serve ancora un disco al bacio e non viene sfruttato. Ancora Chirico. Ancora un bellissimo passaggio in centro. Chirico che sta cercando anche di mettere i compagni davanti alla porta per farli segnare, dargli la gioia del gol. Ora riparte Faini, c'è Mariani libero davanti al Faini. Tira direttamente. Giocatori del Milano che fanno fatica a trovare delle combinazioni di passaggio verso il compagno più libero. Molto spesso si avventurano nella soluzione personale. Bonporto che al di là del giocatore più rappresentativo Chirico, che sicuramente oggi ha fatto la differenza in tutte le zone del campo sia in difesa che in attacco, ha dimostrato anche di avere una capacità di organizzazione del gioco e di ricerca del passaggio un po' superiore. Arbitro che aggiusta il caschetto al giocatore del Milano, Paolo Hevi. Si può ripartire. Ecco il Bonporto, buona posizione. Buona la parata del portiere Gioele Esposito. Tiro centrale. Ingaggio in zona d'attacco per il Bonporto. Si riparte. Può ora Cesare Cebrelli provare il contropiede.
Viene contrastato molto bene dal numero 48 Mirko Vallini. È una bella azione personale ora della giocatrice numero 31, che però non riesce a superare l'ultimo avversario. Può ripartire Vallini, carica il tiro da distante. Bella la parata di Gioele, che si distende in tuffo e blocca il disco. Può ancora il numero 59 ora Pietro Andreoli amministrare in difesa il disco, pressato dalla giocatrice del Milano. Buona l'apertura per il compagno, mette in mezzo ed è la bellissima rete del numero 62, che va a festeggiare con tutti i suoi compagni, Margherita Lenzi, che in back riesce a segnare un bellissimo gol che va a sorprendere un po' i giocatori del Milano e il portiere. Si riparte ora quando mancano ancora 4 minuti e 3 secondi alla fine della partita. Si riparte. Gatti, Faini, prova ad andare da solo Faini. Numero 48. Ora Mariani, che riesce a rubare il disco, va sulla destra. Bello l'intervento ora Gatti. Gatti che prova a servire un compagno. Fischio dell'arbitro, che segnala un fallo del numero 48. Si deve accomodare Mirko Vallini qua in panchina per 2 minuti. Si riparte ed è Cebrelli che può tirare. Vediamo come si organizza il Milano in questa fase di superiorità numerica. Va Mariani solitaria, tiro ed è rete di Andrea Mariani, che va a trovare la soddisfazione del gol personale, secondo gol per lui oggi. Power play sfruttato subito dal Milano, punteggio che per 9-3 vede in vantaggio il Bonporto quando mancano 2 minuti e 55 alla fine della partita. Finalina questa per il quinto e sesto posto del torneo nazionale Under 12. E Chirico, rientrato in campo ora ad amministrare il disco nelle retrovie, pressato dal Milano. Va Chirico in azione personale, raddoppio su di lui, parte di due giocatori del Milano, e qui va vicino alla rete personale. Può ripartire ora Cebrelli sulla sinistra, tiro dalla distanza, impallato da Chirico. Riprende possesso Stefano Bignami. Va Chirico sulla sinistra, contrastato da Mariani. Ancora Chirico, vede libero il numero 65, lo raggiunge Zeno Bellotto,
palo Avei che non riesce ad agganciare il disco. Ancora Bellotto, contrastato da Faini. Cebrelli, riparte Faini, vediamo se serve un compagno, lo vede Cebrelli, viene però intercettato il disco da Chirico che con una sterzata fa fuori un avversario in back. Serve sulla sinistra il compagno che ha spazio per il tiro, Jan Accorrinti, che di poco alto, va Faini in contropiede, viene rincorso da due giocatori, vediamo se serve un compagno, fa una finta molto bella e va a sbattere il disco contro il portiere avversario. E ancora Cebrelli che ha ora spazio per il tiro, va sulla sinistra, al disco, sul dritto, la mette in mezzo ma nessuno riesce a intervenire. Può ripartire Chirico sulla sinistra, doppio dribbling, mette in mezzo, un bel disco per il compagno che non riesce a tirare. Ora è palo colpito dal numero 42 Jan Accorrinti, e va ora Mariani in un 1 contro 0. Vediamo se si approfittano. Esce di poco il tiro, mancano pochi secondi, 30 secondi alla fine della partita. Ma Cebrelli Stefano Bignami ora in possesso del disco, lo lascia al compagno Chirico che prova ora probabilmente l'ultima azione personale della partita, va in contropiede, lascia con molto altruismo il disco al compagno e finisce così la partita di oggi, valida per finale quinto sesto posto under 12. Finisce questo torneo avvincente delle fasi finali della partita del campionato nazionale Hockey Inline Under 12, che vede al quinto posto classificarsi la squadra del Bonporto, sesto posto per il Milano Quanta. Festeggiano i giocatori del Bonporto, ma complimenti a tutti i ragazzi che vedono oggi terminare la stagione, lunga stagione di Hockey Inline. Si salutano i giocatori delle due squadre che in questi 3 giorni, da venerdì a domenica, hanno passato molti momenti insieme sia in campo che fuori dal campo. Complimenti a tutti. Chiedo cortesemente alle due squadre di posizionarsi dopo il saluto qui davanti per l'MVP del match. Tradizione di queste fasi finali che gli avversari vanno a eleggere il miglior giocatore per ciascuna dell'avversario. Quindi aspettiamo che anche oggi si salutino e vediamo quale sarà il miglior giocatore del Bonporto e quale del Milano. Allora, come consuetudine della manifestazione, viene attribuito da quell'avversaria per il Milano Quanta. È stato individuato come miglior giocatore del match il numero 72 Esposito Gioele, nominato miglior giocatore per il Milano Quanta. Bravo Gioele per il Milano. Vediamo ora per il Bonporto. È stato individuato come miglior giocatore del match il numero 64 Vigilo Sara. Molto bravo il numero 64 per il Bonporto, portiere del Bonporto. Un saluto a tutti coloro che hanno seguito la diretta. Alla prossima.